Le bici ammaccate sono ancora tutte accatastate, una sopra l'altra, all'interno del cortile di un'abitazione, tutto attorno pezzi di cestino e di carrozzeria, le immagini di quella che poteva essere una tragedia qui a Mestrino, lungo la pista ciclopedonale, dove lunedì sera una decina di ragazzi sono stati travolti da un'auto piombata all'improvviso, mentre erano fermi ad aiutare un amico rimasto in panne con il motorino. Il bilancio è di 11 feriti, 9 ragazzi e 2 occupanti dell'auto che li ha investiti. L'incidente attorno alle 22, un botto che ha squarciato la tranquilla serata del comune della provincia di Padova. Un gruppo di ragazzi tra 15 e 17 anni stava andando alla Sagra Paesana percorrendo la pista ciclabile. Si erano fermati davanti al cancello di un'abitazione per aiutare un amico in scooter. Anche uno di loro, più grande, era fermo con l'auto. La strada è illuminata, ma all'improvviso dal centro di Mestrino è arrivata una Seat che ha carambolato e li ha centrati tutti e poi si è ribaltata. Alla guida un ragazzo del paese di 20 anni, con lui la giovane fidanzatina. Sono stati portati in ospedale insieme a 9 ragazzi della compagnia. Hanno ferite più o meno serie, uno di loro potrebbe subire un intervento chirurgico, ma per fortuna sono tutti salvi. Sul posto numerose ambulanze e la polizia locale di Padova Ovest. Tanti residenti sono scesi in strada per aiutare. Sono arrivata che le ambulanze con i ragazzi in situazioni più gravi erano già andati via e c'erano ambulanze con i ragazzi insomma, che stavano visitando, quelli insomma, che non avevano ferite, che stavano relativamente bene. Il conducente dell'auto in ospedale è stato sottoposto ad esami del sangue come da prassi per capire se al momento dell'incidente fosse stato alterato da alcol o sostanze. La polizia locale sta cercando di capire cosa possa aver fatto sbandare l'auto facendola schizzare a bordo strada lungo la ciclabile. Via Martignona a Mestrino è una strada dove spesso gli automobilisti corrono, raccontano i residenti. Si corre su questa strada? Tantissimo, tantissimo, troppo. Infatti ogni volta ne succedono spesso di incidenti in questa strada. E da poco anche è successo un incidente di una macchina che mentre pioveva a velocità altissima è volata in mezzo al bosco di quella casa lì. E sì, si corre troppo. Infatti a volte diciamo sarebbe il caso di mettere qualche macchinetta, qualcosa, perché veramente si corre troppo. L'incidente di Mestrino non può non ricordare quello avvenuto pochi giorni fa a Porcia, in provincia di Pordenone, dove un giovane che camminava a bordo strada è stato travolto e ucciso da un'auto.